tema della sicurezza alimentare offre uno spunto interessante per avviare un progetto che coinvolga enti gestori appartenenti alla rete Italmercati ed operatori dei mercati. La società Verona Mercato, ente gestore del centro agroalimentare di Verona e dal 2016 membro della rete, dispone di un sistema certificato qualità, sicurezza, ambiente e prevenzione della corruzione per le proprie attività, sia di business che di impegno verso il sociale. Stiamo assistendo ad una pervasione di specie aliene, questo probabilmente condizionerà anche quelle che sono la nostra storia produttiva. Bisognerà capire se riusciremo a mantenere quelli che sono stati i nostri asset, pensiamo ad esempio, tornando alla questione della pesca, pensiamo alla vongola, pensiamo a questi territori che negli anni si sono plasmati e hanno mantenuto le persone al territorio, oggi sono esposti a questi cambiamenti che portano fuori giri anche le loro attività e i loro progetti di attività, quindi va sicuramente anche dal punto di vista politico fatta una riflessione adottando quelli che sono gli aiuti che può dare un osservatorio come questo. In ambito logistico, con i prossimi interventi finanziati per la maggior parte con i fondi PNRR, sarà operativa la catena del freddo nelle testate nord e sud del mercato, con flussi tracciati dei prodotti e un nuovo impianto fotovoltaico. In ambito formazione è imminente l'avvio di un corso ITS e successivamente l'allestimento di un laboratorio di biochimica nei locali del centro ingressi. La progettualità più importante è il fatto stesso che sia un osservatorio, quindi un osservatorio che dà la necessità che tutta questa attività legata alla sicurezza alimentare venga monitorata, in particolare per la necessità che abbiamo noi come ente gestore del mercato di Verona, quindi del centro agroalimentare di Verona, di incentivare questa attività di sicurezza alimentare, in particolare per i consumatori, quindi a favore del territorio. Verona Mercato, in quanto aderente ad Italmercati, intende lavorare assieme agli altri enti gestori della rete che condividono questa opportunità e le sue finalità, anche cogliendo e valorizzando le peculiarità di progetti simili esistenti. I mercati della rete hanno intercettato 160 milioni di euro di finanziamenti PNRR per progetti legati al miglioramento della logistica, catena del freddo e nell'ottica della transizione energetica e digitale. Quindi nel prossimo biennio ci sarà molto da lavorare per dotare le strutture così modernizzate con nuovi progetti come questo, in linea con le esigenze del settore. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare le attività certificate di Verona Mercato, qualità, ambiente, sicurezza, prevenzione della corruzione, e assieme alle attività certificate degli operatori concessionari, delle imprese, quindi assegnando loro magari un distintivo, un segno di riconoscimento riconoscibile dal consumatore finale, dagli acquirenti del mercato, in modo da dare maggiore garanzia al consumatore sulla qualità e sicurezza degli alimenti e dei prodotti che vengono commercializzati all'interno del centro agroalimentare di Verona. La volontà è quella di declinare questa iniziativa in ambito nazionale. L'obiettivo di fondo deve essere la valorizzazione e il rilancio dell'intero settore ittico veneto, 168 milioni di fatturato annuo, 7.400 addetti, 3.849 imprese attive.